Allora, la mia passione non so bene quando sia nata in realtà, perché secondo me l'ho tipo sempre avuta. Da quando le mie nonne mi raccontavano tutte le leggende di Re Frontolo, il Mazzarol, le fade, eccetera, boh, mi hanno colpito particolarmente e ho sempre amato il carnevale, ho sempre amato travestirmi, ho sempre amato giocare nei campi, correre, fare, e quindi secondo me è stato proprio un- una cosa che è nata così spontaneamente, sin da quando sono bambina. E ho cominciato veramente a fare i miei costumi più o meno una decina di anni fa, partendo appunto col voler andare a Venezia vestita da qualche cosa e quindi essendo troppo povera per noleggiare dei vestiti fighi che hanno a Venezia, ho cominciato a crearmi i costumi e pian piano poi sono andata al Lucca Comics e ho scoperto tutto un mondo perché lì c'è veramente di tutto e ho deciso che avrei voluto farlo anch'io, per cui insomma eccomi qui da 10 anni che guardo video tutorial e creo cose. Qual è il personaggio o i personaggi che hai creato a cui sei più affezionata? Quello a cui sono più affezionata di tutti, anche se non è il più bello che io abbia fatto, è la principessa Mononoke, di cui infatti ho fatto anche il tatuaggio, perché è stato il primo cosplay che ho provato a creare da sola, che è terribile. Ho comprato tipo un vestitino blu, ci ho attaccato una pelliccia cucita a mano, ho creato la maschera alla Giovanni Muciaccia con colla vinilica e carta igienica e infatti poi l'ho rifatto meglio qualche anno dopo. E poi un altro che mi è piaciuto molto, e a cui sono legata perché mi ha insegnato il valore della pazienza e di fare le cose con calma, senza correre, è una delle Valchirie di God of War, che è un videogioco di questa creatura donna con queste ali enormi di 3 metri che ho riprodotto il più fedelmente possibile e con la quale sono andata anche a una finale nazionale cosplay a Lucca nel 2019. Come funziona il tuo lavoro? Nel senso, come crei questi abiti, soprattutto dal punto di vista del materiale? Allora, io parto con l'innamorarmi del design di qualche cosa, tipo generalmente videogiochi perché hanno i design più belli, i personaggi, a parer mio ovviamente, oppure original, quindi ho un'idea in mente e la disegno e poi comincio a studiare i materiali, quindi per esempio nel cosplay, se prendiamo l'ultimo cosplay che ho fatto di Freya di God of War, ho cominciato a guardare come era fatta, quindi ho visto che aveva una veste di pelle, che aveva un mantello fatto in macramè, che aveva dei nastri di stoffa avvolti attorno alle braccia, che aveva questi pantaloni, che aveva una cintura, quindi comincio a pensare, ok, come potrei fare questo, come potrei fare quello, comincio a guardare online i materiali da comprare, da non comprare e poi comincio, per esempio, appunto Freya ha utilizzato la pelle, ho riciclato una stoffa che avevo a casa per fare i pantaloni, infatti è una cosa che mi piace molto fare, è riciclare i materiali, soprattutto le stoffe, e ho fatto la cintura stampandola con la stampante 3D e colorandola, stessa cosa per la spada, ho creato il mantello in macramè, quindi anche lì per poterlo fare il più fedele possibile, poter partecipare alla finale nazionale di quest'anno, ho stampato il suo mantello da dimensione naturale con i fogli A4, quindi montato tutti i fogli e con i fili ho ripassato ogni singolo filo esistente del suo mantello, quindi è praticamente identico. E stessa cosa per il resto, quindi la cintura, le cose, ho cercato di mantenere le proporzioni del personaggio originale adattandole alle mie proporzioni, perché ovviamente non ho il fisico di un videogioco, insomma. Obiettivi per il futuro? Eh, esplorare nuove tecniche di cosplay, mi piace sperimentare le cose e uno degli obiettivi che ho per il futuro è creare una serie di cosplay original
ispirati ai personaggi storici di donne che hanno lasciato un segno nella storia o che comunque hanno una bella storia da raccontare. Per esempio ora sto creando il costume di Elizabeth Bathory, che è la contessa sanguinaria.